Questa è una canzone che dato che tutti hanno detto le sue poesie, ognuno abbiamo... E loro casomai. Ognuno abbiamo detto la sua poesia. Va bene. Ecco. Allora io ho scritto questa poesia che si intitola Guazzabuglio. Ah, il tema della trasmissione. Bene ragazzi, ascoltiamo questa poesia perché sapete che la nuova linea della trasmissione è la poesia. Noi vogliamo fare di questa trasmissione una trasmissione poetica, fatta di poesie, di canti popolari, di pirla come quello lì che dice che non si può fare una roba e poi dicono che ci arrabbiamo. Vogliamo fare una... Qui stiamo diventando tutti come Sharin, di questo, e questo. Cioè dobbiamo cercare di fare una trasmissione culturale qui dentro. Perché basta con rock and roll, basta con la musica, basta con i balletti, basta con le risate, basta con le chitarre, basta con tutto. Noi vogliamo fare una trasmissione come agricoltura, ad esempio. Ah, perché? Perché è brutto sapere cosa fanno adesso a quest'ora i contadini. Cosa fanno i contadini a quest'ora? Cosa fanno? Sono le 8:40. Saranno a letto con le galline. Quali galline? Non lo so io. Vabbè. Ok. Allora a questo punto, senti, leggi questa poesia, la dedichiamo a tutti i contadini che seguono il Guazzabuglio a letto con le loro belle e fresche e calde galline. Okay. Allora, Guazzabuglio di P. Puffo. Al giovedì accendi la televisione e vedi un casino di persone. C'è le parole nelle poesie, casino non è mai stato usato. Hai mai sentito Pascoli che diceva che casino... Scusa, tirami su, per favore, grazie. Non se ne è mai sentito. Ma all'epoca di Pascoli di casini non ce n'erano mica ancora. Cioè, nel senso di chiassi, tafferulli. Queste mi vengono così, mi fa ridere anche a me. Come sei scemo, Puffo, va. Riparto da capo. Dai, non ti interrompo più. Ecco. Non avere sempre paura di questo bastone! Ah, non c'ho più paura, ormai mi sono rassegnato. Va bene. Al giovedì accendi la televisione e vedi un mucchio di persone. Meglio? Va bene. La fossa dei leoni è in subbuglio quando inizia. Quando inizia lo show del Guazzabuglio e ogni ragazza al cuore prova un tuffo quando s'apre il sipario e appare il puffo. E mi è venuta... Mi è venuta... No, perché c'era Tuffo che faceva rima con... Mi è piaciuto. Va bene. Allora, suona l'orchestra, suonano le chitarre, fischiano gli uccellini fra le sbarre, il corvo gracchia, il tordo zirla, il puffo è simpatico, Teocoli è un... no, è un... Dai, non voglio sapere niente, vai via. Me grande capo, toro puffuto. Mi scappa da ridere, ma giudice parla con lingua biforcuta. Noi facciamo scotennamento. Vai via. Macugnaga, è vero? Macugnaga che è su in montagna, è un posto dove invitiamo tutti a passare una bella vacanza perché c'è sempre tanta neve, tanti amici, tanti sciatori. Qui tanta musica e quindi Macugnaga, viva Macugnaga. Marco e poi Mario e Marco sono i nostri Simon e Garfunkel. Uno fa il tassista a Milano, l'altro studia in Val d'Aosta. Qualche volta si incontrano in metà strada e compongono dolci canzoni. Questa sera Mario e Marco, che concorrono per i tradizionali, ci faranno ascoltare un pezzo intitolato Preludio. Preludio? Mario e Marco. Un preludio. Preludio. Bene, Marco e Mario.